Buonasera, salve dal palazzetto dello sport Italo Bonini di Cinquefrondi. Stiamo per trasmettervi la partita, per la sesta giornata del torneo maschile Serie C, che vede in campo la Jolly Cinquefrondi contro la Pallavolo Milani. Nel frattempo Gabriele Bonini e Renato Gallo al commento, Annalisa Gallo alla regia. Vediamo la formazione del Cinquefrondi. Numero 1 Barreca, abbiamo le grafiche nuove come potete vedere. Varamo, Cimino, Remo, Pugliatti, Orlando e Puntoriero libero. In campo per la Pallavolo Milani il numero 9 Iannace, numero 2 Felice, 18 Cozza, 4 Pulice, 19 non pervenuto, non ce l'ho ancora, mi dispiace. Che altro c'è? Brindisi, il numero 7. Tutto pronto? È arrivato Gabriele, io mi sposto. Buonasera a tutti. Ero alle prese del video con lo Start and Six. Siamo pronti in diretta dal Pallabonini di Cinquefrondi. Subito la Pallavolo Milano in battuta, un errore in ricezione della Jolly Cinquefrondi. Pugliatti non ci arriva ed è primo punto per la squadra ospite. Pallavolo di Milano di nuovo al servizio, riceve Fabio Remo, Pugliatti all'indietro verso Claudio Cimino, bravo nell'attacco, mette a segno un gran punto, 1-1. Ed è proprio Claudio Cimino ad andare al servizio per la Jolly Cinquefrondi. Salta, spin, forte sul numero 6 Totera. Quarto tocco se non mi sbaglio. No, è andato sull'asta Gabriele. 1-2. E quindi di nuovo in vantaggio Pallavolo Milani, che adesso va al servizio con il numero 7 Brindisi. Allenatore Crispino della Pallavolo Milani, lunga questa palla, lascia sfilare Puntorieri. Bravo nella lettura Simone Puntorieri, lascia sfilare questo pallone, permette il riaggancio della Jolly, due pari. Jolly al servizio con Varamo. Jump float anche per lui. Ricevuta e giocata bene. Attacco tenuto da Claudio Cimino. Pugliatti sceglie Remo che la schiaccia bene. Sì, non era pronto Remo, non era rientrato. Oh. Peccato. Si inserisce Cimino e manda fuori tempo sia il libero Puntorieri che Giacomo Varamo. Il numero 18 Cozza al servizio per la Milani. Lascia sfilare questa volta Giacomo Varamo. Al servizio Orlando. Il numero 19 si chiama Britta, è pervenuto. Per Orlando, spin, tenuta bene. Primo tempo. Centrale. Pugliatti, Cimino. Molto forte. L'alzatore del Pallavolo Milani a rimandare di là. Ancora Cimino di nuovo tiene. Attacca il numero 9. Di nuovo Cimino, ci riprova. Asta.
Asta. Numero 4 Pulice. Renato, se noti la Jolly sta cercando tantissimo il suo capitano Claudio Cimino. Sono Sì. un paio di attacchi che si effettuano su di lui. Ancora il centrale della Jolly, Peppe Orlando al servizio. Jolly avanti di 1. Molto forte la sua spin. Su, sì, Iannace tiene. C'è Claudio copertura Cimino, di Claudio Cimino. Pipe, my out, peccato. Maramo, sì. Era un pallone basso quello alzato Sì. da Pugliatti. E quindi Varamo l'ha colpita come può, spingendola troppo, e pallone out. Senza salto il servizio della Pallavolo Milani. Tacca Fabio Remo. Mani out. E avanti di nuovo di 1 la Jolly 5 Frondi. Jolly in questo momento in più 1. Inquadriamo Marco Pugliatti, il suo alzatore. Oh, Ah, corto il suo servizio. E di nuovo pareggio tra le due squadre. al servizio Felice. Salutiamo la sorella di Marco, Renato. Sì, saluti, Marta. io vi ho seguiti la volta scorsa quando Alle non prese c'ero. con l'infortunio. Ovviamente auguri di pronta guarigione. Cimino. Oh, Buca, una bravo. parallela mostruosa che Out. lascia impietrite. Out? Ah, Out, il secondo arbitro era lì. sì, noi siamo coperti, io almeno sono coperto dal primo. Però vedo il mister che non è molto convinto. Felice al servizio. Giacomo Varamo in ricezione. Cimino ci Di riprova, nuovo. questa volta in diagonale. E stavolta la cambia Claudio Cimino. Dato che è sempre cercato lui, deve variare il suo gioco. Prima ha tentato la parallela out, adesso la diagonale vincente. Sei pari. Remo, anche lui in spin. Iannace riceve. Primo tempo, Oh, si lancia Remo ma non intercetta. Cioè intercetta ma non riesce a sollevare la palla. 6-7. sto vedendo più palle spin della Jolly. Numero Totera. 6 Toterra. È lunga. Out. 7 pari, la pallavolo Milani sbaglia un altro servizio. Renato, sono 3 se non mi sbaglio gli errori al servizio in questa prima parte del primo set. Più 1 per la Milani. Anselmo Barreca al servizio, anche lui corto. Ennesimo non è- errore, ennesimo errore. Anche nella Jolly si sbaglia molto al servizio. Iannace al servizio. Su Remo. Primo tempo per l'Orlando Furioso. Iannace per Pulice. Ed è in campo, lascia sfilare Punturieri. Ma Puntorieri. Si è guardato con Fabio Remo Puntorieri, sì, doveva. ma nessuno ci è andato su quel pallone. Non era irresistibile Gabriele questa Esatto. schiacciata. E quindi avanti di Sempre 2 la Iannace squadra al ospite. servizio. Su Giacomo Varamo. Cimino. Murato. C'era pronto Remo, Sì, c'era ma Remo la in palla- copertura, ma la palla schizza via dopo il suo braccio e chiama time out mister Giacomo Tomasello. Va bene. Entrano in campo le due squadre qui al Pallaponini di 5 Frondi.
7-10 il punteggio. Jolly sotto di 3 dopo il time out. Al servizio Molto tesa, Remo. molto tesa la Cimino battuta. per Remo che la rimanda all'altra parte. Iannace riceve male. Pulice non può intervenire, rimanda la palla di qua. Punturieri. Cimino, una buona palla. 8-10 il punteggio. Stiamo vedendo ancora una volta punti messi a segno dal capitano della Jolly, Claudio Cimino. Molto ricercato. Ed è lui ora al servizio, Gabriele Iannone. No, Iannone avanti, sì, no, Bravo era Iannone. Ricezione. Anche la parte di Remo, pallone rigiocato. Ottima la copertura della Jolly. Varamo attacca, ma campo. il pallone è buono. Bravo Giacomo. 9-10. 9-10. Si fa risentire Varamo. Da quella parte Brindisi, il numero 7? Sì. Ricevuto bene, primo tempo, giocata veloce della pallavolo Milani. Molto buona questa giocata in attacco. E ancora avanti di 2, pallavolo Milani. Jolly che la scorsa volta era Rossano. Brindisi Ha vinto 3-1. al servizio. Remo. Giacomo Varamo, mani out. Era l'obiettivo, Renato, di Varamo questo, mani Sì. out. Ha visto che il muro era ben composto Vero. e allora è stato bravo a scaricare la palla sul muro avversario. 10-11. Proprio Varamo al servizio, molto Pulice teso. e Free Remo ball. lo punisce per questa ricezione errata. E di nuovo parità tra le due squadre, con un ottimo servizio di Varamo prima, molto teso, poi la free ball Remo mette a segno. Di nuovo Varamo al servizio. Ancora Pulice tesa. di nuovo ci mette una pezza Iannace e Pulice va alla schiacciata. Ricezione un pochino bruttina. oh. Invasione, se non mi sbaglio. Sì, c'è stata un'invasione che ha salvato questa azione della Jolly scomposta. Comunque Remo ha trovato l'aiuto del nastro. Sì, e quindi Jolly che ripassa in vantaggio qui al Pallabonini di 5 fronti. Ancora Varamo al servizio. Pulice di nuovo, questa volta riceve bene. Schiacciata di Pulice, tocco del muro. Oh. Cercato Cimino, Cimino ci arriva all'ultimo. Era rimasto in out. Spreca tutto la pallavolo Milani, Renato. Spreca tutto perché la Jolly era un po' scomposta. sì, Nel suo campo, un po' di caos. Ce n'era di campo libero. E il pallone va out. 13-11. Ancora Varamo per la Jolly. Sempre tesa e sempre difficoltà in ricezione. Pulice lancia out. Numero 4 della pallavolo Milani. Pulice manda out questo pallone e permette il 14° punto alla Jolly. Sempre al servizio con Varamo. Stavolta ha ricevuto bene. Sì, primo tempo del Felice. numero 2 Felice. Si vede dalla faccia che sorrideva. È felice sì dopo questo primo caspita. tempo. Se non, cioè, a guardare bene la pallavolo Milani sembra uno dei più pericolosi, data la sua altezza. 14-12. Cozza al servizio. Out anche questo. Legge bene Giacomo. Varamo. Sì, Varamo stava seguendo con gli occhi questo pallone. Forse l'ha cacciata lui con gli occhi. Sì, la spinta. L'ha seguita davvero bene, bravo Giacomo.
Jolly avanti di 3. Al Orlando. servizio Peppe Orlando. L'Orlando? Furioso. Spin per lui, Ah, out. Troppo furioso. Troppo furioso. Quindi 15-13. Numero 4 della pallavolo. Pallone andato out. Si riporta a -1 la pallavolo Milani. Sempre al servizio con Pulice che batte velocemente. Varamo riceve. Pugliatti verso Remo. Stavolta sceglie il pallonetto e fa benissimo. Sì, Pulice era arretrato, non è riuscito a lanciarsi. 16-14. Ottimo l'attacco di Remo. Pugliatti +1 per la Jolly. Abritta. Attacca il Bravo. numero 9 della pallavolo Milani Iannace. e tocca il muro della Jolly composto da Cimino e Barreca. Pallone che sfila via e di nuovo -1 per la pallavolo Milani. Centrale Felice al servizio. Pugliatti bravo nella scelta di C'è il Remo. tocco del muro. Primo tempo ed è di in campo, nuovo. salta il muro, senza muro Gabriele. Sì. Brindisi a mettere a segno questo punto. Jolly che cambia centrale. Sì, grafica. Entra Fazzari. Entra Giuseppe Fazzari ed esce Anselmo Barreca. 16 pari. Puntorieri Cimino. Stavolta c'è la copertura. Puntorieri a rimandarla indietro, quindi Varamo e Bagher. Forte Cimino, ma c'è un muro compostissimo della pallavolo Milani. 16-17. Non stiamo vedendo una bella pallavolo. Soffre la Jolly con questa rotazione con Felice battuta. Varamo riceve bene. Chiamato in causa Remo. Non c'è la copertura dopo il tocco del muro di Sì. Felice. Infelice questo tocco. 17 pari, di nuovo parità tra le due squadre. Altro cambio al Remo. servizio. Esce Remo ed Entra entra Mercurio. Mercurio, vai con la grafica. Bello, dai, ci sta. Mercurio al Assalto. servizio, sì, con la sua spin. Buona, Molto forte. molto bravo Tiene anche benissimo Abritta. il rip. Tenta il pallonetto. Iannace, Cimino, Buccia, fa la ceretta ad Abritta su un braccio. Bravissimo Cimino, molto forte la Jolly. Prima col servizio di Mercurio, poi la schiacciata del suo capitano Cimino. Forte. 18-17. Ancora Mercurio. Forte, sempre sul Abritta, libero. sempre Op. spinge di là. Puntorieri per Giacomino, Muro, Pugliatti, Cimino. Non passa. 4 tocchi. L'ha cercato il tocco cercato, Cimino, ma- l'ha cercato. La sfortuna era dalla sua parte. Pallone che rimbalza sul nastro e torna da lui. Era affezionato questo pallone a lui. 18 Toterra pari. al servizio, P1. Mercurio, Pugliatti poi Giacomo, Varamo, di nuovo Murato, non va. No. Renato, sono una botta psicologica assurda questi muri per la Jolly. Non era convinto Giacomo, non sta saltando Esatto. con convinzione. 18-19. Ancora pallavolo Milani al servizio. Tesa su Mercurio, sempre verso Varamo che riesce a rimandarla nel campo della pallavolo Milani.
Puntorieri, poi Pugliatti, di nuovo Cimino. Out. Schiaccia forte. Ma c'è invasione del muro. Il muro del numero 7 della Pallavolo Milani. Brindisi. A toccare la rete. E si va sul 19 pari. Peppe Fazzari al servizio per la Jolly. Molto teso il suo tesa, servizio. Sì. Muro di Orlando. Monster block. Questa pipe di Iannace. Bravo Peppe a saltare al momento giusto e a ottenere il 20° punto per la Jolly, il punto del sorpasso. Ancora Peppe Fazzari al servizio, stavolta non più a fil di rete. Di nuovo altro muro, pallone accompagnato. Sì, è stato ravvisata questa palla accompagnata. 21-19 e c'è un cambio nella Pallavolo Milani. È entrato il numero 14 Mazzuca. Non l'ho visto, ero girato e guardavo mentre stavamo sistemando la telecamera. Pulice riceve, primo tempo, ci mette un braccio Fazzari. Sempre Renato, sempre con il primo tempo. La Pallavolo Milani li sta sfruttando, trova la Jolly sempre impreparata in muro nel primo tempo ed è sempre punto per la Pallavolo Milani. Mercurio riceve. Pugliatti. Ramos, solito copiamento. out, questa volta ci mette impegno. Stavolta sì, che trova le mani nel muro, carica forte. Non sta servendo al meglio Pugliatti su anche ricezioni non ottimali. Il capitano al servizio, Claudio Cimino. Pulice. Muro! Il neo è entrato, Mazzuca. Ancora l'Orlando Furioso. Il suo secondo muro. Time out, Gabriele. La merita tutta l'esultanza Peppe Orlando. 23-20 e time out chiesto dalla formazione ospite. Tanto vediamo la Coach classifica. Crispino. Pallavolo Jolly 5 pronti a 15 punti. Segue la Polisportiva Montalto a 12. Diamante Sport in condominio con il Bisignano a 11. Altro condominio, la Bel Volley con la Milani 9 punti. Corigliano Volley 8. Roccella 7. Con sempre condominio, sempre con la Pallavolo Rossano 7 punti. La Mesia 4, Crotone 4. Cetraro 3, la Mesia Volley 3 e Volley Paola 2. Si ricomincia. Dopo il time out, Cimino al servizio. A Britta. Primo tempo c'era Orlando. Tocca e il pallone schizza via. Come poteva essere colpita la Jolly, Renato, se non con un primo tempo? Altro cambio al servizio. Sì, esce Felice, entra il numero 5 Mari Federico. Mari al servizio per la Pallavolo Milani. Giacomo sul filo del... Ennesima volta cercato e trovato Claudio Cimino. Sì. Era bella l'alzata di Pugliatti all'indietro. Claudio non doveva fare altro che schiacciare. E quindi set point per la Jolly 5 pronti. Si chiude il cambio. Sì, si chiude il cambio. Esce Mercurio e rientra Fabio Remo. Tutto ok, si può partire. No, altro time out. Di chi?
ovviamente della Milani. Siamo appena rientrati da un time out, se non mi sbaglio, sì? Sì, al 23:20 siamo al 24:21. Esatto. 3 i set point a disposizione. Vabbè, oh, è stato sprecato bene questo time out. Fa bene il mister della Pallavolo Milani a chiamarlo per respirare la squadra e cercare un punto debole. La zia di Orlando inquadra. Saluti alla zia. 4 secondi di ritardo, ricordi? 4-5 secondi di ritardo. Ricomincia la partita. Giacomo Pulice, primo tempo di nuovo, ma questa volta c'è un'invasione. Di chi era? È nostra l'invasione. Di Orlando a sto punto, sì. Perché era a Moro lui, se non mi sbaglio. Sì. Oppure di Pugliatti nella Zada, ma non penso, no, non ho no, guardato. no. 24-22. Pallavolo Milani al servizio. Jump float, tesa. Bella. Puntorieri, poi Pugliatti, Remo, poi tocco Remo. del muro. Si chiude qui a 25-22 il primo set. Primo set sofferto, giocato ancora da due squadre non in partita. Ha sfruttato di più la Milani. Jolly ha regalato tanto. Fine primo set, quindi qui al Pallabonini di 5 Frondi. Vogliamo ricordare anche quali partite si stanno giocando? Renato, ce le abbiamo? Sì, nella seconda pagina. Manda, la nostra regista manderà ora la grafica, appena mi fanno segno. Ok, allora Amaro Bizantino Rossano contro Virtus Lamezia. Poi Jolly la sapete già, la Elio Group Cetraro contro la Pro Volley Crotone, a Diamante Sport Polisportiva Montalto, a Bisignano Volley, Lamezia Volley, a Roccella la Volley Roccella 0904 contro Farmacia Giancotti Volley Belvedere, e a Paola la Scuola Volley Paola contro il Corogliano Volley. Abbiamo tutte le grafiche giuste questa volta. Rarità. Abbiamo anche la prossima, sai? Sì. La prossima vedrà la Jolly andare in quel di Crotone ad incontrare la Pro Volley. Dicevo, Jolly 5 Frondi nella scorsa giornata ha vinto a Rossano in un campo difficile per 3-1. Purtroppo non siamo potuti andare a seguire la squadra settimana scorsa, infatti non c'è stata la diretta. Si ricomincia il secondo set. E la Pallavolo Milani, Renato, nella scorsa, se non mi sbaglio, ha vinto. Te lo dico subito. Ha vinto contro Volley Paola. Perché ho anche la quinta, la settima e la sesta. Quinta. Ha vinto 3-0 contro il Paola. Esatto. Squadre di nuovo in campo al Pallabonini di 5 Frondi per il secondo set. Pronto, questa volta vediamo le magliette della Milani, prima avevo qualche difficoltà. Renato, Jolly che non parte con il centrale in battuta ma con Remo.
Confermiamo le due formazioni iniziali. Subito Remo a mandare il pallone out con la sua battuta spin. 1-0 quindi per la Pallavolo Milani, ed è felice ad andare al servizio. Batte subito, Puntorieri riceve, Pugliatti alzata all'indietro verso Cimino, stavolta viene murato. Attenzione a questo muro, perché evidentemente la Pallavolo Milani si è reso conto che Cimino nella Jolly è molto ricercato, e quindi avanti di 2 la squadra ospite, ancora felice al servizio. Puntorieri, Pugliatti, stavolta in avanti. Giacomo, tocco del muro, ma c'è copertura, rimanda la palla dall'altra parte della Milani. Giacomo ci riprova, tocco, 2 tocchi, la palla finisce out. 1-2. Ottime le costruzioni della Jolly. Stavolta invece di Cimino è stato cercato Varamo, ne ha approfittato il ragazzo proveniente da Maropati. 1-2. Conflitto tra Iannace e Pulice. Iannace ci prova, ma c'è Remo che fa buona guardia. Giacomo tira out. Yes. Chiede il tocco Varamo, non c'è stato. 1-3. Più 1 per la Milani con Toterra. Su Giacomo Varamo corre Pugliatti, Giacomo si prepara e supera, sfrutta il muro con tocco e palla a terra. Esatto. 2-3. Cimino. Tesa. Pulice. Free ball. Invasione aerea. Invasione aerea, se non mi sbaglio. Secondo quello che ha visto il secondo arbitro. Ho qualche dubbio. Qualche dubbio. 3 pari. Era muro. Sì. Perché ormai la palla era di Orlando. Orlando l'ha spinta. Sì. Poteva continuare a Pulice giocare. riceve male. Eh. 4-3, passa in vantaggio la Jolly 5 Frondi. Cimino, ancora il capitano della Jolly al servizio. È out questa palla. Bravo il libero a lasciare sfilare. Legge bene il pallone. 4 pari. Iannace al servizio. Puntorieri. Giacomo. Bene. C'è un'invasione. Si arrabbia il libero a Britta perché aveva intercettato questa schiacciata di Giacomo Varamo, ma il muro è finito a rete. È stato bello l'attacco di Varamo, molto forte a bucare il muro. 5-4, ed è proprio Varamo ad andare al servizio. Sempre su Pulice. Remo, murato Remo. E ha tentato anche il volo Remo. Sì. Non è riuscito però a prendere il pallone. C'era quasi, c'era quasi. 5 pari. Riaggancia il risultato la squadra ospite al Palabonini. L'altro centrale al servizio, Brindisi. Tesa Tesissimo. su Giacomo Varamo. Remo deve quasi passare nel transenne, sì, per poter recuperare questo 50 pallone. centimetri in più e la palla era presa. Brindisi sempre, questa volta poco tesa. Remo e buca. E Remo ha detto
Beh, prima non sono riuscito a prendere il pallone, fammelo attaccare invece. Allora ottiene questo gran punto. 6 pari. Ancora Jolly al servizio con Peppe Orlando. A Britta. Bazzuca, Muro, non c'è copertura. Forse doveva stare poco più avanti Peppe Orlando. Era troppo indietro. Si è caduto Sì, vabbè, è caduta sotto il muro. alle spalle proprio del muro, Gabriele. 6-7. Mazzuca al servizio, lunga. Out. Di nuovo pareggio. Pugliatti pronto. Ricevuta bene. Giocata Pulice. da posto 4. C'è il muro e c'è anche la copertura. Di nuovo. Cercato ancora il posto Mani 4 out. della pallavolo Milani. Mette a segno con un mani out. Avanti di nuovo. La pallavolo Milani che adesso va al servizio su Puntorieri, poi Cimino a scavalcare il muro. C'è un ottimo Autocopertura. recupero. Deve alzare il centrale Barreca e va in doppio, ovviamente, come tutti i centrali ormai nella pallavolo. Centrale e palleggiatore sono due ruoli no, che non vanno per niente d'accordo. Non vanno per niente d'accordo. Pulice 7-9 su Giacomo Paramo. Mani out di Remo. Mamma mia. Con forza. Questa palla si impenna e passa sopra l'arbitro. Lo stesso Remo al servizio. Pulice, primo tempo di Felice, ma c'è copertura. Bravo Paramo. Cimino out. Peccato perché nella Jolly c'è una di quelle poche volte che si vede una copertura decente, l'azione viene sprecata. 8-10. Felice al servizio. Op. Giacomo Paramo. Difficoltà. Sì. Ora vediamo se ci mette una pezza. Bravo, dai. Era riuscito a metterci una pezza. Op. Pallone che rimane lì. Si insacca. Sì. In caduta Fazzari e Barreca non è riuscito a tirarla su. Time out sull'8-11. Ah, ma è vero, è uscito Peppe Orlando. Ed è entrato Barreca. Ed è entrato Fazzari, perdono. Non me ne ero nemmeno accorto. No, era Barreca, non era Fazzari. Eh? È Barreca dentro, non Fazzari. Numero 4 c'è. Non è Fazzari. Numero 1 è Barreca. 14 è Fazzari. Ah, 14, ok. Numero 4 è Paramo, giusto. Yeah. 8-11. Squadra di nuovo in campo. Felice è pronto al servizio su Puntorieri. Puntorieri. Pallone arretrato. Muro della Jolly. Ricostruzione pallavolo Milani. Bravo, è stata una bella giocata, perché invece di rimandarla nel campo della Jolly il pallone è stato rigiocato e ha mandato in controtempo la squadra cinquefrontese. Sì, il centrale continua a punirci, non abbiamo Muro, non riusciamo Preso a di mira leggere Paramo, queste preso di giocate. mira. Attacca, c'è il Muro, poi Remo costretto alla free ball. La posto
1 l'attacco Murato. Sì, l'attacco di Mazzucca. 9-12. Suonano la carica per Jolly con Anselmo Barreca al servizio. La trombetta, Renato, dal palazzetto. Su Giocata da muro, posto, quattro altro muro della copertura dell'alzatore. Oh, E dai! Anselmo è sottotono quest'oggi, Infatti era stato sostituito nello scorso set. 9-13, io chiamerei time out fossi in Tomasello. E infatti Tomasello stava proprio parlando con Barreca che aveva lasciato il posto a puntorieri. Attacco centrale, Peppe Orlando. Ogni tanto torna qualche attacco dei suoi e si fa risentire l'Orlando furioso della Jolly 5 pronti. 10-13. Claudio Cimino al servizio per la Jolly. Ricevuto Pulice, bene. Mazzucca, Murato di nuovo. Monster block. Renato, indovina chi è? Indovina chi è? Cufu, dimmi. Sempre Peppe Orlando. Ancora una volta Peppe Orlando a murare gli attacchi della squadra avversaria. 11-13, 2 punti consecutivi per il centrale proveniente da Cetraro. A Britta, Mazzucca ci riprova, nuovo muro ed è in campo. E altro punto della Jolly. Stavolta non ho visto se era di Orlando o di Pugliatti, Renato. I don't touch, io seguivo la palla per dirla alla siculo americana. I don't touch. Don't touch. Time out. 12-13. E stavolta il time out invece di Tomasello l'ha chiamato la squadra avversaria. Sotto di 1 la Jolly rientra in campo con al servizio il suo capitano Claudio Cimino. Si ferma sul nastro. La rincorsa della Jolly. Iannace su Giacomo Varamo e Giacomo ha una bella palla ma tira, la sparaccia. Era bella la palla. Sì, era bella, però ogni volta arriva all'attacco con la mano abbastanza aperta, non riesce a chiudere il movimento in basso, esatto. 12-15. Puntorieri bravissimo in questa ricezione, sempre Varamo, costretto Puntorieri ad alzare, attacca Cimino. Buona senza questa muro, difesa, tenuta benissimo, recupera Peppe Orlando, se è costretto al tuffo Remo, poi pallone in free ball, ancora pallavolo Milani, sempre forte, e stavolta il pallone cade in campo ed è in. Tomasello dice che è fuori, ma io l'ho vista anche in. E quindi 12-16, carichissima la pallavolo Milani. Cimino parla con l'arbitro, chiesta formazione, parlano i giocatori dello Jolly a cerchio, riuniti. Per interrompere questa serie della pallavolo Milani, che adesso è al servizio col suo numero 9. Iannace, Pallone flottante su Varamo, Giacomo, sbaglia ancora la ricezione. palla spinta di Giacomo Varamo. Oh, Bella questa palla di Pulice
che vede arretrata la Jolly. Vabbè, ha visto benissimo lo spazio. Cambio, esce Giacomo Paramo. Si era pure tuffato Puntorieri, Renato. Ed entra Mercurio. Si era tuffato Puntorieri Sì, in ma lettura. era difficile. Però era davvero difficile perché dall'altra parte hanno visto quello spiraglio aperto. Molto tesa. Su Mercurio. Bravo Puntorieri a recuperare. Pallone rimandato di là. Free di nuovo per primo tempo in campo, dentro, perché non la prendi? Cimino lascia sfilare, non c'è. Mister, esistono i time out. Siamo ancora addormentati. Sì, 12-18, eccolo fa. Tomasello mi ascolta. Sul 12-18 il secondo time out per la Jolly. Ma la cosa strana è che la Jolly stava recuperando il punteggio sotto di 1 in serie positiva, poi time out dalla squadra avversaria. La squadra avversaria ha ricominciato a macinare. Sono 5 punti, esatto, a Milani. E adesso la Jolly costretta al time out. Squadra di nuovo in campo al Palla Bonini di 5 fronti, 1-0 di set per la Jolly, 12-18 per la Pallavolo Milani. Mercurio, mamma mia, In difficoltà la Jolly. Out l'attacco? no, è in campo. È in campo, mamma mia, serie e grosse difficoltà per la Jolly in questo set. Stiamo giocando malissimo. Si riscalda Laurendi. Questo è out. Out. Mercurio al servizio sul 13-19. Altissima la palla di Mercurio che tocca il nastro. Sbaglia pure lui ormai. 13-20, sì, mai dire mai, però questo set sembra andato per la Jolly. Deve ricaricare le pile tra un set e l'altro. Vediamo, stavolta buona la ricezione di Mercurio. Attaccheremo, Monster Block da parte di Felice. 13-21. Doppio cambio. Pugliatti per Spanò e Cimino per Laurendi. Quindi in campo per la Jolly Raul Spanò e Laurendi. Cambio di alzatori e di opposti. Teso su Mercurio, servizio. Laurendi primo pallone, Spanò, mani out. Bravo Spanò. La coppia, Renato, che è appena entrata, Laurendi e Spanò, a chiudere questo punto per la Jolly. 14-21. Peppe Orlando al servizio. Pallone teso, ricevuto. Sì, Iarnac costretto e libero ad alzare in bugger. Si coordina bene poi. Pugliatti. Spanò ci riprova, è out, peccato. Era sulla linea, sinceramente io l'ho visto sulla linea. 14-22. Out Gabriele. Out. L'abbiamo visto anche Mazzuca nel replay. Mercurio, Remo è in campo, una bella lungolinea, una bella parallela.
deve ripartire da questo la Jolly, Devono ricaricare. deve cercare di fare al meglio la costruzione, ma serve una buona ricezione perché davvero ci sono tante difficoltà in ricezione. Spanò al servizio. Jump flottante. Iannace, primo tempo di Out. Felice. Tocca. Sbuccia Tocca. Mercurio, forse era destinata out. 15-23. Altro Si chiude no, il si cambio. richiude, rientra Cimino, esce Laurendi, Spanò e Pugliatti. Al servizio Pulice. A campanile su Mercurio. Pugliatti Remo, e se non trova fa Remo. questa c'è anche invasione. Bello questo attacco, molto bello. Ha chiuso davvero bene. Sì. È stato un bel gesto tecnico. La Nella palla linea di 3 era, metri. era buona la palla. Sì, sì. Il muro ha fatto anche invasione, però la palla è a terra. Remo al servizio. Forte, Oh, fortissimo. Però riescono a rialzare. Mercurio chiamato in Mercurio. causa, out. Lascia sfilare il libero. È un erroraccio di Mercurio questo. Poteva schiacciare più debolmente questa palla. (16-24). Sono una marea di set point. Puntorieri. Mercurio, tocco ancora. del muro, ripresa. Vabbè. Si è tuffato Felice. Schizza via. 17-24, annullato il primo set point. Degli 8, ora ne rimangono 7. Barreca al servizio. Vediamo se fa la sua battuta tesa, fil di nastro, e magari sfrutta il nastro. Non l'ha fatta la sua tesa. Op. Sì, però c'è Bella la palla Cimino. di Pugliatti. Ottimo. È stata una bella alzata di Pugliatti verso Cimino. Cimino ovviamente la sfrutta. E quindi 18° punto per la Jolly 5 Frondi, che adesso va a servizio con il centrale Barreca. Tesa. Pulice, battuta. rimanda Mazzuca la palla dall'altra Free ball. parte, free ball, vediamo come la sfruttiamo con Mercurio che va in campo. Stavolta si fa perdonare Marco Mercurio dopo l'errore di prima. Mette a segno. C'è stato anche, se non sbaglio, il tocco del muro. 19-24. Anselmo Barreca. Su Pulice, primo tempo e si chiude. passa. Si chiude il secondo set, 19-25. Dopo che la Jolly ha tentato il tutto per tutto di recuperare questi 7 punti di svantaggio, non riesce alla squadra di Mister Tomasello, e quindi 1-1 è tutto da rifare.
ci siamo. Terzo set al Palaponini di 5 Frondi. Uno a uno. Dopo il primo set vinto dalla Jolly, il secondo vinto dalla Pallavolo Milani, vedremo chi avrà la meglio nel terzo. Subito un po' in difficoltà la Jolly e viene murata, e quindi come in tutti e due gli scorsi set, primo punto è della Pallavolo Milani. Abbiamo ricaricato le pile anche io e Renato in questa pausa, oltre alle due squadre. Pulice al servizio, di nuovo corta, ma questa volta un pochino troppo. Ma non capisco perché voglia fare questo pallone a campanile a cercare il lanzatore. Ma che dici? Cimino al servizio. Però si rischia tanto Sempre con su quel pallone. Pulice, Iannace e Ancora. mani out. Non si devono demoralizzare i giocatori della Jolly ogni volta che la squadra avversaria effettua un money out. Anzi, devono cercare proprio di ripartire da lì e cercare di sistemare al meglio il muro. Remo, Giacomino, c'è anche invasione. Sì. E quindi di nuovo parità tra le due squadre. Varamo al servizio. Olè. Sempre su Pulice. Da 4 a 4. Iannace, tentato Cimino una palla spinta, ma c'era il muro che... Muro Intanto Jolly, c'è un muro Jolly. di Orlando. Che cosa ho detto prima? Che la Jolly dopo i mani fuori deve cercare di ripartire e cercare di sistemare il muro. Arriva adesso il punto con un muro ed è 3 a 2. Ancora Varamo al servizio. Molto tesa, bella. Free ball, Remo. Bravissimo. Buona anche la difesa di Non Pollice, non mi ricordo come si chiama, Pulice. Non ha toccato il soffitto. Stavolta tenta di nuovo il pallonetto, ma non c'è né autocopertura del muro e non ce la fa neanche a Britta. Ha usato l'esperienza Cimino. Sì. Sono due volte quella di prima, ha beccato il muro in discesa, anzi una finta del muro. Varamo ancora. Stavolta meno Sempre tesa. su Sì, Pulice, vai, quella posizione. out. Non c'è il tocco del muro. Guarda, non so se l'hai notato anche tu, ma come Marco Pugliatti ha cacciato la mano dal muro. Sì. Perché ha visto che questo pallone Era destinato il money out, sì. Non poteva fare altro e ha quindi gli ha cacciato la tolto. mano e ha ottenuto la palla fuori A poi Britta. dell'avversario. Chi c'è laggiù? Op! Si fa beffare dalla rete la Jolly. Questo attacco morbido. Di Mazzuca. 5-3. Non vedo il numero. Soterra al servizio. Ok. P1 su Giacomo Varamo. Primo Olè. tempo. Finalmente. Olè. Sfruttiamo Ogni di tanto- più queste sì. posizioni. Anche se lì c'è comunque a fare guardia c'è Felice, che non è che sia il nano di turno. Mi piace troppo questa combinazione veloce con Pugliatti e Orlando. Orlando al servizio e out di poco. Out di pochissimo, non di poco. Quasi sulla linea. Sì. 6-4. Servizio il numero 9 della Pallavolo Milani. Iannaccio al servizio su Giacomo Varamo. Remo è out, non c'è verso, non la mettiamo giù.
Non bisogna regalare questi palloni alla Pallavolo Milani. Ormai hanno capito che l'attacco al centro lo fa solo Orlando e quindi il muro si prepara. 6-5. Punturieri sbuccia. Sì. Remo la rimanda. Pulice, Remo difende, Remo attacca. Il muro. Non mi sembra la palla. No, è stata la palla a portare giù la rete. Sì. Non è stato il muro. Mi dispiace, cambiamo occhiali perché a quella distanza non poteva. Infatti Felice chiede che venga ripetuta. No, non è stata. Va bene, 7-5, andiamo avanti. Pugliatti al servizio. Cade in campo. Dentro, ace della Jolly 5 Frondi. Britta lascia sfilare. Con il suo alzatore Marco Pugliatti, 8-5 il punteggio. Ancora Marco Pugliatti. Su Abritta. Mazzuca rumurato. Master block della Jolly 5 Frondi. 9-5. E il muro che non stava funzionando ha preso la mano, anzi la mazza, Renato, con il cemento per comporre il muro. Mazzuca ci riprova, ancora muro. Altro muro della Jolly 5 Frondi. Remo 10-5. Te l'ho detto io che è stata presa la mazza con il cemento pronta per comporre il muro. Arrivano i saluti. Di contare. Chieda di contare quanto ci vuole, così sappiamo quanto è in ritardo. Pugliatti ancora, sempre tesa. Pallone Primo che torna tempo. quasi nel campo della Jolly. Altro muro. Altro muro. 3 di fila, stavolta Anselmo Barreca a murare per la Jolly 5 Frondi. 4 di fila, c'è time out. Murati 4 volte gli attaccanti della Pallavolo Milani. Costretto al time out il coach Crispino. Comunque Renato, non ho detto una cosa alla fine dello scorso set. La Jolly un set lo sta perdendo quasi in ogni partita. È importante non perderne di più. Esatto. Pugliatti. Su Pulice questa volta attacca, tocco del muro, difesa di Giacomo Paramo e buca il muro Remo. 12-5, si fa sentire il pubblico del Palaponini. Ancora Marco Pugliatti. Pulice. Cercato ancora Pulice. Altro muro. Ritorna Pulice. Di nuovo Pulice. Muro. Altro muro! Altro muro! Cosa è successo? 13-5, tutti in piedi. Anche panchina della Jolly. Non ho mai visto così tanti muri di fila. Tesissimo. Pulice, sì, molto tesa. Eccolo di nuovo l'attacco, questa volta sceglie il money out sulla mano fa bene, esterna di la mano destra
di Claudio Cimino. Va bene, va bene. Dopo tutti questi muri, dai. La giocata d'esperienza ci sta. 13-6. Puntorieri Pugliatti, Cimino. Tocco del muro, difesa del numero 9 Iannace, tentativo di pallonetto, Remo, pallonetto di Remo al centro. Bravo, bravo. Ha scavalcato il muro della Pallavolo Milani. Ha ottenuto il 14° punto. Sto vedendo Renato Nagiolli che corre di più nel campo. Sì, è partita in ritardo la il motorino. Il freddo, come tutti i diesel. Pulice di nuovo, sempre Pulice in ricezione, ma non c'è il quarto tocco, ma è caduto in campo dopo aver toccato la parte inferiore del nastro. Yes. 15-6. Ancora Remo al servizio. Non la forza, ma è comunque una front Mazzuca, tesa. Pulice, Pugliatti, poi Puntorieri Bagher, poi Cimino. Sull'alzatore, Pulice ci riprova, sempre sotto il nastro. Renato, è in blackout la Pallavolo Milani totale. Vediamo, ecco, infatti stavo per dire, vediamo se cambia. È stanco Pulice. Sì, sta giocando praticamente da solo. Riceve e attacca da un pezzo. Ha bisogno di ricaricare le pile. Ed entra il numero 18, Cozza. E viene cecchinato subito al primo tempo. C'è una doppia di Toterra. Non è solo Pulice a sbagliare, adesso anche l'alzatore della Pallavolo Milani ed è costretto al time out. Il secondo a disposizione del coach Crispino. Non abbiamo detto gli arbitri, Gabriele. Allora, se riesco a leggerlo, abbiamo De Carlo Domenico, il primo, e Gambino Raffaella, il secondo. Remo. Mazzuca. Pipe, my out, peccato, non stringe. Peccato. Non riesce a chiudere. Peccato, perché una volta che la Jolly aveva fatto una giocata diversa, pallone out, doppio cambio nella Pallavolo Milani. Allora, vediamo chi entra. Il 23 Donnici e il numero 5 che era già entrato, Mari, al servizio. Sono usciti il 14 Mazzuca e Gabriele? Il numero 6. L'alzatore Toterra, quindi il numero 5 è il secondo alzatore, Mari, in teoria, dall'altezza, diciamo. Giacomo Varamo. Cimino troppo spostata questa palla e infatti l'alzatore ancora Muro, ancora Muro della Jolly. Donnici lascia sfilare, poteva intervenire e mettere in difficoltà la Jolly, ma la palla calcolata male cade in campo. 18-7, Barreca al servizio. Sempre sul libero. Abritta, tocco del muro. Cimino, Pugliatti, poi Pugliatti. Giacomo Varamo. Bene. Attacca forte, pallone recuperato. Bravo Abritta. Non c'è nessuno da questa parte. Ole! Non c'è. Sono 2 volte che parte in ritardo Cimino. Tocca il nastro. Cimino ha necessità di una palla più morbida.
più alta. Sì, perché deve avere il tempo di arrivare. Sì. Infatti è più di una volta che tenta il out. pallonetto. Questi bambini con i tamburi non si spengono mai. 19-8. Cozza al servizio su Giacomo Varamo. E Giacomo Varamo Attacca. C'è il tocco del muro. No, ha chiamato pallone in. L'arbitro però era abbastanza out secondo me. vediamo potete guardare voi dal replay se si riesce. Com'era? Sembra Out. out Gigio la regista. Dalla regia ci dicono out. 28. Cimino al servizio. Attacco da posto 2. Ma Jolly può approfittare di un po' di caos nel campo della pallavolo Milani. Lo fa con Claudio Cimino che sbatte forte sul libero. No, Abritta si tuffa su questa palla, non riesce a dare l'impennata e la palla passa sotto la rete. Bel gesto tecnico di Abritta, ne abbiamo visti già diversi. 21-8. Ancora Claudio Cimino, Di sempre nuovo in quella zona. sul 18 Cozza. Sbaglia completamente l'alzata in Bagher. Va a finire nell'altro campo e va a finire anche fuori. Non c'è per niente la pallavolo Milano in campo. Claudio Cimino ancora. Tesa sul libero. Abritta. C'è Muro. della Jolly. Un Ennesimo. altro Muro. muro. Ennesimo muro, questa volta su Iannace. Ce li dobbiamo La palla godere. carambola. Ce li dobbiamo godere questi muri in questo set, Renato. Sì. Che chissà quando ne rivedremo così tanto. E si Cimino ferma sul stavolta. nastro. Sì, ha cercato proprio una palla corta. 23-9. Vediamo se Felice al servizio. Giacomo Varamo. Pugliatti recupera. Muro out questa volta. Di Iannace, Felice di nuovo al servizio. Di nuovo su Paramo, di nuovo la sbuccia. Cimino, c'è difesa dell'alzatore. Muro mani out. Si guardano Orlando e Varamo. Ha detto ma non dovevi Sì, andare dov'è? tu in copertura, in autocopertura. Deve andare quello che è più esterno. Intanto, sì, e quindi in questo caso Varamo. E poi nel dubbio c'era Puntorieri dietro a provare a recuperare il pallone. Giacomo, Varamo. questa volta ci mette una pezza. Tanto la Milani è andata in doppia cifra, rischiava di perdere questo set sotto i 10, 24-11, sono Cambio. 13, Cambia il servizio e esce 13 Giacomo set Varamo. point e Mercurio va al servizio. Neo è entrato. Mentre il coach spiega a Varamo, sì, non so se si è inquadrato, Out. questa volta era in. Questa volta era in. Ha tornato quella di prima. Sì, questa volta era in perché era forte. La regista cosa ci dice? In. Remo. Fortissimo Remo. Fortissimo Remo. Chiude il terzo set. 25-12. Una Jolly schiaccia sassi, sfascia carrozze.
E chiude questo set. Sui LED del palazzetto mandano le grafiche. L'intera squadra. Mi hanno detto che è uno dell'edicola che li ha fatti, Gabriele. Sai chi era? No, No? so che è uno appassionato abbastanza di video. Ah, ma per caso va all'industriale? Sì, Ah. in indirizzo grafica. E di solito fa il cameraman e il conduttore? Sì. Ah, ho capito. Quindi Renato, primo set finito, 25, 22, secondo 15, 18, 24, 18, 19, 24, 25. sì, e poi terzo 25 a 12.